RCFM d'Idea Ostra, Giancarlo Marsini. Buongiorno a tutte e a tutti, è contento di ritrovarvi in un talon di Avregoenza Mora, Simon Sam e Azabed come da Oloni, sino a Wanderi, per Dabia a Barol e per dalla Inu ai nostri invitati. Salutiamo quelli che ci hanno avviato di noi a Umeniga, posto che siamo in collaborazione con Bia Stella, questa Azabed e Inu. E poi a salutare Nicola Di Giacomi che si occupa della regia, c'è di noi Teola Combrado per la tecnica e Patrizia Gambone. Se volete partecipare, se volete comporre il nostro numero di telefono, 0490 95 38 22 22 cascherete con la nostra amica Patrizia. Allora, oggi abbiamo piacere di avere con noi Pratica Lingua, appena alla corta così, c'è il fondatore, Lisandro De Zerbi, c'è salute, il direttore di Pratica Lingua Bastia, Paolo Durchi Doriani, buongiorno, salute a tutti. e Lisandro Negron, che è l'amministratore di Pratica Lingua, non mi sbaglio mica. Dia Gazaieling, Dia Gazaieling, ecco, perché parleremo giusto appunto di c'è tanta differenza, c'è comunque c'è un ponte che si va tra Pratica Lingua e Gazaieling. Dunque, aspettiamo noi se avete qualche domanda precisa o no, se volete di noi testimoniare, posto che se qualche sia, se volete guidare la tele di Pratica Lingua, sarebbe interessante di avere di noi il vostro parere. Allora, Pratica Lingua, quello che si va appena allo storico di fondatore, Lisandro De Zerbi, che si può dire, come è nata questa idea? L'idea è semplice che eravamo insegnanti presso i collegiani e liceani e che davamo un corsi di corso agli adulti. E mi sono visto che infatti corsi di corso, ma corsi di lingua in generale, si riempiono durante 10, 20 e 30 anni senza mai parlare. Dunque abbiamo pensato che ci voleva a fare un luogo dove ben intesa si può seguire una formazione, ma una formazione in pratica, giustamente, voglio dire che il corso non fosse mica lingua di studio, ma lingua ernese. Ciò che permetterebbe crea di un'immersione in un luogo associativo, ben conveniente, ben volente, in dove la gente può mettersi a parlare a evidenza che dia soia, sorte di sua zona di conforto, mica troppo in furia, mica troppo lente, e dunque fare acquisti a liberello di una pratica reale. Infatti un corso di lingua vi faccio passare da zero a teoria, e una casa di lingua come pratica lingua vi faccio passare da teoria a pratica. Allora, una volta che l'idea è stata messa in onda piano piano, oggi è per andare appena in furia, quando ce n'è, perché c'è una federazione, se mi sbaglio mica, ce ne pare, Paul, poi si in Bastia, a capo di Pratica Lingua Bastia, quanti aderenti già? 280 quest'anno. 280. Ho fatto un passo a Monto e per parlare di lastre pratica lingua, dunque ce n'è uno in Portivecchio, Lavredo, in Piadi a Morianinco, in Corti, in Balagna, l'Isola e in Capigorso, Isisco. E da qui al mese di settembre si vuole in Nebio. Allora, parleremo giusto appunto forse su Pratica Lingua nuovo, che si era creato dunque nuovo Nebbio. Allora, l'aderente, la tele, sono sempre gli stessi, non si tratta che, io so che si basta, ma spiegate appena, ci sono la tele sicuro per la lingua, ma a novità, sono così che si può dire praticare un'arte, ma sempre in lingua corsa. Vogliamo che i nostri formatori siano riconosciuti sia per via della sua competenza validata da un diploma, sia da una riconoscenza popolare, per chi a un livello sociale fosse una ricompensa e una valorizzazione che da andare a praticare lingua a seguire una formazione. Quando abbiamo imparato a badilla come il pesce o a chitarra con fonato da cinta, è socialmente positivo di dirla, e dunque dà un'immagine di un corso di qualità attrattiva, e la tele abbiamo cominciato con ciò che noi sappiamo fare, cioè le tele tradizionali, lingua, storia, o a chitarra, o a badilla. E poi abbiamo fatto esperienze. Allora, ciò che è interessante è che tra queste esperienze c'è per esempio il yoga o coaching sportivo che noi siamo riusciti a fare, e poi abbiamo cominciato a fare l'inglese in lingua corsa per praticare due lingue a tempo. Chi ha finito per da
con la Maria di Bastiglia e con la nostra delegazione di lingua corsa, o lancio quest'anno da Ameria, ma portato da Pratica Lingua, di Scuola Internazionale di Lingue, dove uomo può imparare l'italiano, lo spagnolo, l'inglese e il ghinese in corso, dunque tutte le sere si praticano due lingue a tempo e Pratica Lingua a tempo una radighiera e un laboratorio in NUA. Allora, mi metto a piazza di nostra amica auditor, Lisandro Negroni, come ci puoi presentare a Gazaia Link, perché neside l'amministratore, esattamente che dice la differenza tra una Gazaia Lingua e Pratica Lingua? Allora, Pratica Lingua prima di un associo, invece che a Gazaia Lingue, face proprio parte della municipalità di Bastia e che l'idea è nata forse che appena ricevuto Balola di rimandare Lisandro De Zerbe perché di Eluga o Duliea e forse ne faccio a presentazione, non so se tu vuoi. Come vuole, Beh, fate passare parola. a casa di lingue, se tu vuoi, di un arnese municipale che ci permetteva, perché in 2019 con Pratica Lingua abbiamo pubblicato immodestamente, ma con l'ambizione che chi vogliamo avere tutti i batti, un progetto di società. E quando l'occasione è stata porta di avere di noi responsabilità politiche, abbiamo pensato che da un associo come Pratica Lingua, per continuare via di professionalizzazione ci voleva un bastimento sano dedicato a mutualizzazione di mezzi, perché abbiamo osservato che manca spesso un piccolo pezzuccio, un piccolo pezzerello per compiere la catena di creazione che la fosse in un dominio di formazione, ma di noi di produzione. E dunque con questa casa di lingue di Bastia abbiamo un servizio di lingua attraverso Alexa Negroni, che è presente, dunque l'amministratore, un servizio usano, c'è Romano Giorgi che capisce il servizio, Silvia Casalta che è incaricata dei progetti per un progetto turistico arrembato nella lingua patrimonio e storia, per proporre un'alternativa al turismo di massa e contemplativo. E poi ci sono i nostri amici di Gadopè per aiutarci Allora, è l'anziano CRDP, per quelli con la zona. per aiutarci a creare con una risorsa Pratica Lingua, prima per la sua attività propria e per noi di noi l'occasione di suggellare partenariati per giungere a pubblicazioni di qualità, e poi c'è la Fondazione del Patrimonio che ci aiuta di noi a... So che è interessante è che siete tutti nello stesso luogo, Sì. Quindi, Lo scopo. Voilà, lo scopo era perché Pratica Lingua è solamente aperto a sera. O mercorisimo aperti di nuova mattina e dopo Voilà, mezzogiorno, ma in perché ci generale sono di regola piuttosto, di regola piuttosto a sera. E donc questi in Sant'Antonio, in Bastia, donc a tempo go a Gazaia Lingua, con Pratica Lingua e quelli che sono qui di noi, di un luogo Terzo, è proprio un logo terzo. un luogo, un lieu tiers che li chiamano in francese, insomma, giusto, e qui di noi forse a novità, allora, che bilancio ne poteva oggi di fatto che è debiato i vostri luoghi curati di radio? Bah, ora sono 18 mesi che l'ha aperta a Gazaia Lingua e poi muovere con un bello bilancio posto che a capo di 18 mesi sono già 100 avvenimenti che sono stati organizzati a Gazaia Lingua, posto che questa casa qui è un luogo di scontro, un luogo di scoperto, un luogo di scambio, ma in un luogo di programmazione. E tutti i vendere e più c'è una stonda dedicata alla lingua corsa dove si parla appena di tutto, che lo sia una presentazione, che la sia una conferenza, un concerto all'intimo. Abbiamo ricevuto già gruppi come i Diamadialesi, come a Villetta e tanti altri. Vendere per esempio a cui un nuovo associo di rock in Bastia, ne verrà a presentazione di uso estivale, e un gruppo giovane di rock Panzetta Paradise. E Un bello titolo. un Mica bello male. titolo. E in 18 mesi 100 stonde e quasi 20.000 persone che sono... Voilà, sentite giusto appunto che a gente giovane, di più in più, di modo più facile, c'è qualcosa quasi di naturale a bene a assistere. Abbiamo già il nostro pubblico per le nostre stonde, e poi ci sono i giorni che fanno mercoledì per esempio, perché sanno che li buoni droit un logo per imparare là, per rivedere MSI a domenica per esempio.
e poi di noi per parlare di modo più serio, per se uso di tu è serio, di bene a trois usoi una gazaieling per rivedere messa, ma omo bene, per esempio, per trois usoi nous ho progetto. Quando ma un progetto gli manca sempre un qualcosa, una traduzione, allarga esoie grazie al servizio lingua e cultura gosi a Meridia Westin, no a Gaza Yeling, e ben, conosco Redale e Radio, Bigino prima in cui pratica lingua, con Reso Canopé, e più largamente con tutti i soci che lavorano a pratica lingua, e ben, gli dobbiamo dare un aiuto prezioso per ogni progetto. E ma continua di parlare di pratica lingua, aspettiamo di noi telefonare. C'è quella di Diago Musan. Allora, lei mi abbia giusto prima, mi metto una canzone, che è mi pardonghi, un nostro amico di Diago Musan, ma l'abbiamo riviada per i nostri invitati. Stiamo a sentire il gruppo Perché Mica Guncom e poi daremo a piazza a Diago Musan. Come un cammino in una montagna e chi coda un destino di l'antica speranza. Patrioti di nazioni.
Canzone di sicuro do gruppo Sordianti, ecco, parliamo di pratica lingua, di a casa di lingue in Bastiglia, perché c'era forse da mica una precisione, ma ben fa capire che pratica lingue so case di lingua, A no, di a lingua, lingua Ah, e a casa di lingue di unicamente in Bastiglia che esiste, non dico esattamente. mica scimità. Intanto abbiamo una telefonata, quella di Diago Musanto un Castivao, cosa salutiamo, buongiorno. E saluto a voi e saluto i vostri invitati, Salute. eccetera, gli animo, Salute. e complimenti per il lavoro che li facciano e per l'impegno che li facciano per la lingua. Ecco. Allora, questa è detta già, allora alla corta, No, fate, perché fate. tu che sei rispettoso di tutto il mondo poi interviene sicuramente. Parlavamo ancora giorno con Pasquale Ottavi, e è piuttosto ottimista per la seguita di la lingua. Allora, io la questione che mi pongo, per fare un po' un paragone, devo vedere con il riacquisto degli anni 70. Il riacquisto degli anni 70 è stato fatto da poche persone appassionate che andavano dai paesi che per fortuna tanto i paesi c'era sempre la gente che maneggiavano la lingua, la gente di amore, di generazione, e che erano nati nell'annata di 45-50 e che hanno vissuto raccogliere assai di giochi un popolo corso agli abbruto e con amica scritto e che era una religione orale che l'hanno vissuto che l'hanno potuto mettere questa materia di maniera a trasmettere e fare insieme maniera che il riacquisto fosse una riuscita assai importante e che mi pare che è veramente una riuscita importante. Allora, io la questione che mi pongo è che oggi pratica lingua, casi di lingue e tutto questo. E sicuramente che sono arnesi importanti perché è un luogo, perché l'immersione della lingua era un paese prima, oggi è a scuola. Oggi ti parla di immersione, ti parla di scuola, oggi in dei paesi. Mica tutte le scuole, in certe scuole. Io chi vi parla a questo momento qui, in Cascivao come nasco, non c'è più locutori, abbastanza locutori per mantenere e per trasmettere. Dunque, oggi tutto deve essere avviato un conto da scuola, pratica lingua veramente è fare una scuola. Hai un sentimento che quando recita sei mondo, fate un travaglione, fate tutti, coprite tutti gli umili, provate essere più larghi possibile tra tutto ciò che a corsi che ha prodotto di voi e tutto ciò che ha catastato di voi segui, così mi pare che poesia veramente un solco che ci vuole, per sapere meglio che me, ma è un sentimento che quando la gente bene la beve per parlare corso e per dire che la di e per sentire che va da sensi, ma è un sentimento che quando gli sono fuori in Cheruglio, sia in città sia in paese, sti enti che vengono veramente a PA lezioni di lingua e di resto so in situazioni di parlarne e sono situazioni di trasmettere e da finale ciò che non chiedono delle vostre scuole e così può essere la corsa perché ci ho tagliato la corsa No, ma abbiamo capito ne puoi parlare per tante ore e ore di sicuro, no, ma la che mi risponde noi o ba o Beh, come usate a ragione, sicuro che prima il primo movimento era di salvare, ma noi ciò che ci interessa di noi è di essere mossa con il mondo. Voglio dire che se la gente non parla mica corso, si può o lamentare, e ci lamentiamo appena tutti ogni tanto, ma diceva un presidente della Repubblica francese, diceva non si ha mica diritto a disperarsi più di 2 minuti. Dunque, passati questi 2 minuti, ce l'ha avanzato. Come abbiamo per avanzare? Cioè, crea bisogni. Per creare bisogni chi ce la fa? Cioè, chi la lingua entressi in dell'economia, entressi in dei scambi internazionali, e ciò che noi cerchiamo a fare con la nostra politica in Bastiglia, che serve di non ad essere assai riportata in un rapporto lingua corsa di collettività, perché noi militanti di lingua, ma di chi siamo qui perché la morga mica, per ricogliere, per produrre, per mantenere, per tramandare, ma cada va vince la lingua,
sono quelli che odia può essere un cirano mica capo. Infatti quando avremo fatto di dimostrazione che un zidello se l'è plurilingue, corso compreso, se lo parla corso in paese a fare parte di 100.000 locutori, se lo parla corso in un mondo usano parla con 1 miliardo di locutori. E dunque si apre mercati all'internazionale con l'America sottana, con la Spagna, l'Italia, tutto questo. Se un ristoratore a quale gli manda un piatto autentico, una parlata di un luogo per sorta appena di un turismo diceremo abituale, consumeristico, tanto se non riusciamo a creare per via di pedagogia dell'esempio piccole nicchie a principio che diventano regole, faremo sì che la gente parlerà perché avrà interesse a parlarla. Perché non parlano più? Perché L'idea infatti di va diventare lingua urbana, lingua di urbane E a diffusione, diventò, a perché diffusione dico sempre societale. che torni in lingua di urbane invece che il corso non è mai stata lingua di urbane, Ah, no. che la diventi lingua di Questo è urbane. E dunque, voilà, sono questi qui che ce ne va vinci. D'altronde, infatti, ne parleremo forse dopo con Giancarlo e con voi, abbiamo avanzato di non andare l'equipamento multimedia, infatti vogliamo a fare la battaglia di lingua è di già vinta. Per contro, ce n'è anche una più grossa che ciò la vince, di sconvince di per noi chi sa lingua è salva e chi sa lingua sa da sviluppare. Vi prego i greci, di quello è più difficile, perché infatti la lingua sai è salva. Eh beh, non la sappiamo mica, ma Vamos a no, vedere. no, io, no, ma- ma capisco Allora, senso si il senso di d'accordo. vostro discorso. Diamo forse una reazione a ciò che lui dice Lisandro Gusti. Ma la lingua è salva, questo sono d'accordo Si capisce ciò che lo Finché saremo noi a parlare la lingua ci sarà sempre una risorsa di buona nella spazio. Ma un problema è che oggi poco a poco i locutori si ne hanno e chi voltano de un a parlare corso siamo di meno numerosi. Ma sono da consento per dire che ci ho allargato, ma cioè noi a mantenere un luguccio dove ci sia sempre un io che sia verso quello che vuoi molta se c'è bisogno. Ma ben intesa, questa ma sì, un francese disseda e sfamma tutti i bisogni linguistici di persone che campano in corsi gaudie. Dunque, il cervello umano è fatto di tal maniera che se non risente mica il bisogno di parlare a corso, sa che là un francese per rispondere a tutti i suoi bisogni linguistici. Detta questa, sappia che gli Iwaschi che hanno lanciato il Castorà 50 anni fa e che sono scuole immersive che ne abbiamo lanciato noi in Bastia in Biguglia in 2021 e beh recupereranno locutori per Uassu voglio dire che a Uassu più numerosi i giovani che gli anziani a parlare Uascu. Dunque ce l'ho di noi a lasciare tempo all'equipamenti che ne abbiamo messo in piazza di dare i frutti che non speriamo. Si lavora a cortanda, mica lunganda, ma mica bedomani, ma a cortanda si può dire forse l'idea è questa, in noi. Ieri l'idea è questa e poi di noi va una specie di comunità, perché pratica la lingua parliamo di competenze, di lingua corsa, ma di non spazio di comunità. Dunque la gente che ci si ritrova al teatro, una sua la chitarra o alla stratelli, dopo si conoscono, fanno rete, e dopo quando li sono caruti parlano la sua lingua, provano o parlano la lingua corsa. Dunque lo scopo di questo qui di noi, se non ricreiamo così, se non arriviamo una legge sociale, rimettiamo la lingua corsa in onda in caruglio, perché lo scopo di questo qui è in più di metterla in casa. Giacomo Sanzo, c'è un'altra telefonata, mi spiace, ma avremo altre occasioni. Io voglio ringraziare per ciò che l'hanno fatto e gli prego buona fortuna e a minimale cose.
Ringraziabi. Ringraziabi. Allora, continuiamo di idea ostra, riceviamo dunque i nostri amici di Bradiga Lingua, se volete come Giacomo Musanto ancora fa una domanda a Brigitte. Allora, ne abbiamo una, tutto stando assente il nostro amico Giacomo Musanto, non ta aggregazione omica, nuovo nella bene, un Bradiga Lingua in perché si in corti, in balagna, in cabigò, da qui a poco in nebbio, in piadi orientali. Come si fa che o Bumonte, di una maniera appena generale, os Artinesi, l'Aiacino, Portivecchiaccio, un ciside. No, Portivecchio sì. Cisimo, la Vredo. Ma in Aiaccio, perché a Umanda, saluto a Florian che mi ha fatto a Umanda, voilà, Beh, infatti è possibile da qui a poco? a collettività in 2018-19, dunque 2 anni dopo la nascita di Pratica Lingua, ha Bursudu stampato un modello, diremmo, all'insieme della Corsica e per questo ha lanciato una diama progetti perché gli attori di lingua si manifestassero. È vero che noi non cerchiamo mai a stenderci a tutti i batti perché dopo di un impegno comunque assai forte e abbiamo coscienza che non è mica un'opera di passatempo. In Aiaccio c'era una casa di lingua, può essere una quest'anno che bene, non è mica portata da Pratica Lingua, ma chi fa ufficio di casa di lingua è portata da un organismo che si chiama Floccati, che è un organismo di formazione e chi dà informazione equivalente alle nostre. Ma voi dunque, allora, perché non tuo funzionamento, voi siete un Una associo, ogni Pratica Lingua è una sola. Voilà. Donc, non so se a Flocat, se è un'intrapresa, se è un'intrapresa, però non so se è un pensiero giusto appunto, non so, non hai merce da andare, non aggregazione, voilà. Voi non potete mica essere a fianco a si intrapresa così, per via di statuti, penso. Beh, la collettività ha difficoltà, ha aiutato di stesso modo, un associo a scopo non lucrativo, è un'intrapresa. Detta questa, non impedisce mica agli enti di questa intrapresa che è parente di montarsi un associo per giustamente consacrarsi a un'attività di casa di lingua e tanto penso che quest'anno che bene suppongo che ci sarà una casa di lingua in Aiaccio portata da un associo ingegnato da si intrapresa così. Allora se quel che sia. O se quel che sia, pesa uido, l'avremo i classori, spieghiamo tutto. Dimostriamo tutto. Voilà, sappiamo capire, voi non andate mica a creare un tuo terreno, si devi forse qua vostra esperienza per accompagnare, aiutare, voilà. Donc, l'abbiamo una diama, forse quel che sia di noi, vuole grauso pratica lingua in Aiaccio, è possibile, ma allora, giusto appunto, facciamo mica una differenza, ma ogni pratica lingua di una casa di lingua e in Bastiglia c'è a casa di lingue. È così. Mi viene una risetta in bocca, ma è così. The original one. No, ma guarda, no, perché mi parla, da qui a poco mi parla di, a conclusione, di l'annata, di tutti i lateli, di questa collaborazione tra Pratica Lingua e a casa di lingue, posto che ci sarà un bello finale, così. Dunque, a tempo, una presentazione di tutto il lavoro che è stato fatto nell'annata e poi questa collaborazione che si fa con l'offerta di un concerto gratis al pubblico. Giusto per continuare con voi, Lisandro Negroni, non c'è collaborazione dunque a casa di lingue e Pratica Lingua. Un ritmo per convene o avete già altri progetti in capo per dire forse ci andare in questa direzione gusti? Sapete, o allora non dico mica paspone perché ma voi avete un'idea assai precisa di dove giorni portare sul progetto? E ben, 18 mesi, 100 avvenimenti, so assai e poco a tempo, dunque ci sarà forse torna qualche mese, per un di mica qualche annata, per appena se lo gioca da a casa di lingue, un'altra direzione, ma per ora ci abbiamo che comunque abbiamo il nostro pubblico sempre di più numerosi per le nostre stonde, sempre di più numerosi in noi per la tele organizzati da Pratica Lingua e riflettiamo d'altronde a apre a un pubblico più giovane, forse liceano, e nostre bordi in cui un aspetto museale che ha a casa di lingue. E qui si traccia di lavorare a nostro progetto. Ho constato che voi da voi parecchi anni c'è comunque
Paolo ci parlava un sorta di sagrazione di una comunanza per fare un'allea sociale. Noi fatti, di modo che radio oggi baberide che l'affare bici nasce, funziona. Nasce, funziona, gente mette in onda sa famosa legge sociale, sa famosa legge naturale di noi, passano stonde gusti. Baberide che si parla di più in più, Si fa del suo balla, constante. riflessione in gira lingua corsa, il pubblico che sta con noi, c'è comunque un passo francato, pratica da poi il 2016. Se ci mette a stare è anche un altro motore perché la lingua, Eh. ben intesa che ci danno a cuore, la emuno e rippe, questa è bella capita. Ma noi quando noi vinciamo e chi gente che parla un corso benissimo, con gente che sono scalatici e che bene non parla, esperti in un caffè insieme, ci su rogo. Un percentuale di, allora, tra virgolette, i scaladici, gli unidici e quelli di un logo, c'è due terzi, un terzo? Io diceria L'avete misurato? Non lo so, 10%, 20%, ali, da 10 a 20% di gente che veramente bene non parla e perdono a zero. Dopo c'è l'equivalente di gente che parlano assai bene, ma allora un corso lindo, naturale, magnifico, e tutto il resto so un profilo maggioritario, come all'immagine della società, i famosi corsofoni passivi. Dunque quelli che potrebbero parlare, ma chi ci vuole sbloccare, i so freni a comunicazione. E pratica lingua, giustamente, è una maniera di dirgli che la pratica vince la grammatica e che se pure non si sa mica la grammatica per cuore, si può comunque comunicare in lingua corsa. E penso che sia importante di rammentare che a casa di lingua è un luogo aperto a quelli che vogliono imparare e a quelli che vogliono tramandare. E di uno che è stata una battaglia per fare entrare il corso nelle sale di scuola e ora la battaglia di far sorte il corso di sale di scuola e noi senza pretensione alcuna riusciamo e grazie al caffè come dice Alessandro, grazie alla brasseria che è aperta tutti i giorni in casa di lingue, dove uomo può ritrovare usoi, aspetta un qualcosa con noi e con gli altri aderenti e dunque riusciamo ben inteso a far sorte la lingua corsa di associare l'informazione. Questo è di un scopo magnifico. Ne parleremo da qui a poco dopo a lettera Fradello cantata da Andiola Podentini e Carlo Tarini e poi faremo passare di nuovo la parola a Maddalena. Scrivo a te Fradello paesano e diti quanto è tristo il mio cuore, ti mando assai sospiri e ti stendo la mano, ma la mi torna ad un segno d'amore, volta di guerra su me, t'aspetto a luerano, non lascia più fratello tempo corre, avvicinati a me un sta lontano. Abbandi di dolcezza della nostra mamma, illuso corre sempre in allegria, dopo a tanti strati e la Silania, eligeno a me e così sia. Tu un po' lascia l'amore come una gagna, falla per compassione, torna una gria, che per l'ultima volta
e la di ama. Se tu faci promesse più ritorni, un suonerà che dolu campanone. Erai mai più fumali vorni, a banca saranno spinto vugone, truerai strangeri in li contorni, e senza fiori in mano ma lo astone, penso che avrai capito li mio frastorni, ma senza fiore in mano, ma lo astone, penso che avrai capito li mio frastorni. Lettera fra de Luandio La Podentini e Carlotta Rini. Ecco, allora una telefonata a noi, quella di nostra amica Maddalena, Nuova Casanova. Maddalena, buongiorno. Salute, Salute, saluto salute. a voi e a Salute. tutti i nostri invitati Salute. e saluto all'auditore, sicuro? Yeah. Allora, sono stata assente tutto ciò che si è detto, che lo sia usato, prima di sviluppare uno sviluppo radio tanto che ci sarà, ma come faccio sempre, a me l'idea mi faccio di praticare lingua e in qualche parolette, so cose sempliciotte, ma mi direbbe che me ne pensate. Andate. Allora, a pratica vince la grammatica, c'è che il proverbio non si sbaglia, ma finora già a pratica chi perdia la battaglia. Per rendere una lingua pratica, ci vuole comunque praticarla. Praticare la lingua ci laga a tutti il piacere di farla, praticando e morirò di la lingua un ciascuno. Ecco. Boh. Siamo mica venuti per nulla. Vabbè. No. No, felice. Beh, come sa perché Maddalena ogni tanto La poesia di... scrive qualche filare, giusto appunto, per dare uso sentimento, non ta l'imbidato o l'imbidati. Al di là di questi versi gusti, di questi filari, Maddalena, non so se ci vedeva passare una testimonianza o allora una domanda. No, allora io testimonianza non ho mica, Yeah. io sono contenta che i cinesi di loro, posto che io sono centro, io sono tua amica, ma faccio nulla, so che c'è corti, c'è parecchi loro, ma allora per arrivare appena un discorso che abbiate tutti insieme qui. Cioè, le monete in la straorta quando avete ricevuto le accine, sapete con i 10 anni, e sentite veramente una rama, e io parlo della gioventù perché noi siamo per passare, sentite veramente sa voglia profonda, su stimolo di voler ripigliare la lingua. E quello che io voglio mandare è che questa lingua non penso che può fare tutto ciò che ci vuole perché la sia attrattiva. Ecco. L'idea di un bobulo è un brama di la sua lingua. Veramente, perché come hai detto, il cervello umano è fatto, come non so come l'ha detto, che se non sente mica o bisogno, poi deve fare tutto ciò che la ripare, è quello più duro aggiunge, e che è quello che volevo mandare. E dopo vi la allora, Lisandro, Paolo, l'altro Lisandro. Prima Alex Negroni, l'amministratore della Casa di Lingua di Castiglia, diceva che in un anno e mezzo, quasi 2 anni, anche 2 anni, sono passati 20.000 persone in questa casa. Vabbè. Dunque, vuole dire che Dunque c'è qualcosa. è con tutto un popolo. Detta questa, a Ramma, a Ramma quando nasce, noi infatti cerchiamo a creare bisogni. Dunque, o va nasce a Ramma. Voglio dire che se le per imparare di modo tradizionale appena fastidioso, forse non eremo mica tanta gente,
o allora Mhm. si sfiadano. Invece se imparate un'arte, più per esempio la chitarra, Mhm. e chi vostro formatore vi insegna la chitarra in In corso, corso, un po' di aiutateci. più dopo passare di questa lingua così, posto che la lingua di lamparere, dunque sarà ma Di poi bene intelligente la fa, sì, di sì, una maniera sì. sbagliata Mm. di creare una ramma per via di D'accordo. E poi a livello di Avrama c'è ognuno a suo. Ci sono corsi che vanno da noi a più corsi di scrittura con Mhm. Olivier Ansè per un detto, per imparare Ah, a scrivere, perché de volte si parla ma non si scrive è mica. vero, è vero, è vero. E dunque uno cerca a scrivere, ci sono quelli che cercano a imparare la storia, dunque c'è Avrama di storia, Questa è no, la storia è importante a fianco alla lingua importantissima. comunque. Ah, E altre boh. competenze, Mm. penso ai nostri maestri, enfin, quelli che passano un concorso per essere maestri Mhm. bilingue, che fanno una preparazione in de noi, Ah, enfin, beh, ognuno ha la beh. sua brama, Beh, e noi eh siamo beh. qui per rispondere a sta brama così in immersione, in un luogo dove uno sta bene, penso, in tutti i casi, di non Sicuro. si lagna. Dunque, Ah, ecco, lo scopo per, di pratica di questo qui, penso. per beh, paragonare, ma dare, yeah. prima una locutrice di Tarento come voi, Oh, sapete chi a vostra piazza, non è mica per fare promozione, ma per spiegare chi pratica lingua, non è mica che è una scuola per gente che non sanno mica parlare e che vuole imparare. Voglio dire aiuta che bene. E di anche non un luogo di scambio. è un Di luogo di scambio. scambio Yeah. e in due hai gente che Da parla come biginera, voi, ci trova l'occasione di giustamente di esprimersi, che la sia Mhm. scritto, all'orale o poco importa. Yeah. Yeah. E dopo, paragonando per esempio con con francese, non penso mica che tutti i francesi che parlano francese oggi siano in brama di parlarlo, Ah no, per questa contro non allora. hanno bisogno. Dunque Ah, vuole dire che o bisogno come vince non a ho rama. bisogno? Beh, voglio dire, un francese che si esprime oggi in francese, un italiano in italiano, Yeah. un E per nemico perché ha comunicare. brama, un Ah, nemico io una ho rama capito, no, lo dico particolare, così, che è naturale, Mm. che usa È bisogno. naturale, yeah. Io uso bisogno. Dunque noi vinceremo definitivamente quando il nostro bisogno sarà di corso. Sarà d'accordo. Con a Yeah. moltitudine di iniziative che la va dati da Ostra, a A Scuola tutti, Corsa, yeah. a Fiuramossa, a Ah, Pratica yeah. Lingua, a tutto ciò che si basa in giro la lingua, a un Yeah. multimedia, ai misteri umani e fando nasce su bisogno che si salverà definitivamente Sicuro, la lingua. sicuro. Ce ne diremo tutti insieme. Mm? Esattamente. Boh. Allora Bilago, Beh, ci sarà d'altra gente, poi è ma tanta conclusione perché non hai mica capito tutto, non t'ha, A a vista. casa della lingua e poi dopo si pratica la lingua, faccia partire di a casa della lingua che vedeva un bastiere, stare a sentire tutto questo. Noi però forse all'accordo, veramente Allora, all'accordo, pratica lingua di a casa di a lingua, ce ne parecchi in Corsica, in parecchie Questa regioni, sì, abbiamo capito. forse da qui a poco si spera. C'è di una domanda da quel che sia in tuo telefonino, in Sartè, se l'è prevista di se, aprire qualcosa in Sartè, beh, se un'equipa si sente il di peso del gente Guido. capace, mastine, motivate, Impegnati. impegnate, Si può con fare. le richieste, si può fare in giro, per intesa. Allora, ogni pratica lingua, Maddalè, per raccontare, di una casa di a lingua e poi dopo di un'altra struttura a casa di a lingua che è stata, Di allora, lingua. per ora non esiste che in Bastia, È una struttura municipale di struttura città di municipale, Bastia. sortiamo di un coso associativo, ma di sicuro, posto che sono nello stesso luogo, lavorano insieme, Ah, yeah. in relazione, D'accordo, tutto questo, si va. d'accordo. Ecco, semplicemente all'accordo come si va sul funzionamento. Vabbè, vi ringrazio. Sono stato chiaro. Sì. Ecco, a ringraziarvi, Maddalè. Allora, tanto Grazie, saluto a Maddalè. tutti. Continuate così, eh. Vabbè, Allora, vabbè. bene. Grazie. Io ne veniamo ai brucetti perché allora, al di là di tutto ciò che può fare, che può proponere, forse la pratica lingua, una parola non ha un nebbio che posto che ci sarà una struttura nuova di settembre, sono i comunicazioni da Settembre in San Fiorenzo. San Fiorenzo, Yeah, ma chi si stenderà non ta un nebbiosano, dunque una è squadra già in piazza. maschina. Aspettiamo l'apertura di settembre, la squadra è composta, i arnesi sono pronti, e facce sono pulite e conosciute. Dunque, ecco per praticare lingua nebbio e c'è un progetto di creare questa federazione, un assoggio allora, di tutte le pratiche tutti lingue. gli assoggi da parlare con la stessa voce, tutti quanti noi siamo.
Ma vi fate qualche riunione di noi con tu che tra di voi penso durante l'annata? Chi sono scambi di esperienza? Allora, scambiamo l'arnesi, scambiamo di noi l'andatore amministrativo, perché ci n'è, quantunque ben andare penso, pacchetto di voli da ampie. Dunque, partiamo di noi le nostre andature pedagogiche, gli avvenimenti, le stonde, i vomaori, le orte. Proponiamo anche quest'anno un giro di lattelù di teatro da Rio Olmeda per tutti questi pratica di Corsica, dunque capigorso, Portivecchio, eccetera. E spartiamo i progetti quando c'è qualcosa di interessante in Portivecchio, ci dicono, oh amici, in Bastia non vi interessa mica, e di fatti scambiamo assai ogni giorno. Allora, i progetti, i Lisandri o tu di noi, Paolo, allora, mi hai parlato preparando appena l'emissione, forse c'è un dizionario a bene, allora, c'è quelli che si occupa, so Eli. Soeli. Allora, questa è È un lavoro piuttosto di Ameria, allora. Quindi è la nostra verretta di raggiunto, a Umere. Allora, a precisare, non è mica per fare propaganda di Ameria, ma è perché sul lavoro si fa, donc trovo personalmente a un livello so che di nostra primura prima, di la lingua, donc sul lavoro c'ho da parlare in noi, per quelli che hanno pensato. No, infatti parliamo di tutta puleggio, ma non voglio mica, come dire... Perché sono sempre in traccia di che politica ne vediamo nelle emissioni, ma quando qualcosa di concreto si fa per la lingua, voilà, c'ho da parlare di questo progetto dizionario. Pratica lingua io non associo, ma a casa di lingue c'è un equipamento municipale che d'altronde è il più grosso investimento che è stato fatto per la lingua dall'università, dunque questa è una volontà politica, sarebbe disonesto non mica volessi fare politica, ma era giusto una precisione, hai ragione di dirla. Qui con il servizio, dunque con la nostra delegazione lingua corsa di Ameria, sviluppiamo una piegazione che ci sarà a Wasaila di un montese che Albiana ci ha gentilmente ceduto i diritti. Dunque una riverenza, un montese. Una riverenza, 80.000 parole che il nostro servizio e ci permette di salutare Alex a Romano in testa, che si è abbucciato quantunque l'enregistramento di decine di migliaia di parole, perché pensiamo che il corso oggi è non solo quello che lo fossi letto, ma anche che lo fossi inteso. E dunque avremo un dizionario che si ne sentirà usando di parole. Aggiunto a questo, c'è un dizionario analogico per giustamente aiutare professori o giornalisti animatori per avere gli equivalenti di espressione spudiche secondo le lingue, pour traduire être pris entre deux feux, invece con un dizionario ce ne abbiamo parlato appena di Giuseppe Durchini, l'idea è di avere l'equivalente, sono di come Cashimida, di un'espressione conosciuta in francese e di avere uso alla stessa in corso e viceversa. Ma in corso vuol dire con un dizionario o meglio poi giunge a essere pigliato tra due voghi, invece questi essere tra forbici tanarie o tra carne e unghie, e dunque ti permette di avere una traduzione quantunque vicina a un genio di lingue. Allora, si ne viene a base alla conclusione dell'emissione, giusto appunto, allora l'idea, forse a un momento è appena avanti, allora, personalmente, mi rende a vostra risposta, la bene giusto appunto di la lingua, si è ottimista o pessimista, ma c'è bisogno a fare di noi passare un messaggio forse a mentore di noi, allora, Lisandro, che si è più giovane. Bisogna essere ottimisti per continuare a lavorare con forza, ma ne siamo convinti di tutta maniera. E io so babbo di famiglia, un figliolo a scuola corsa di Viguglia, e pure quando sorto il paese, che va a Gran Piaggia, in Bastia, dunque mi ritrovo con persone di mia età, che sono babbi di famiglia, mamma di famiglia, e si sente parlare un corso. Rimane bien, no, non rimane mica, c'è. Arriva, non c'è. E tu, Paolo? Allora, per radio a testimonianza di due aderenti, uno scaladicio, come si dice, che mi diceva, sono giunto in Corsica e qui ci aiuterò una famiglia. E un altro, e mo visto l'altro giorno con Lisandro, un corso che vince i premi literari, eccetera, che ci dice, che è con noi da poi il principio, se mi sbaglio, che dice quando golo in pratica lingua con un paese. Mica male questa visione. Dunque io penso manca appena essere
depressivo, cosa posso dire? No, ma di un bello messaggio Di infine, un bello sempre messaggio. se non abusi di guida, giusto appunto, è vero che durante l'anno è coraggio, perché poi di c'è moyente, mica di noi essere le ravi della crescita, ma ce quando l'hai è magari da guaiante noi, chi sa fa che dopo mezz'ora, 2 ore dicendo, poi Alex, può subire una sala per suonare appena di violino. Boh, è un vinto. È un vinto, perché sta gente gusti non parlava mica gosso al mese di settembre, sa fa che a casa di lingue chi dia a sua casa e ci dice, può subire una sala. È un vinto. E tu, Lisandro? E poi, Lisandro? Io Ma voglio dire. io penso che fin tanto che non avremo mica risposto collettivamente alla questione di perché, per aiutare appena al principio dell'emissione, perché chi ci vuole parlare corso, perché chi ci permette di ledere il territorio, ci permette di attirare gente che vogliono che noi parlissimo corso, ci permette di aprirci al mondo, ci permette di radicarci, ci permette di affari. Dunque i bisogni ci sono, a volontà c'è, l'arnesi che gli fossi in scuola corsa di Aostra, radio, tutti ci sono, dunque io, fin tanto che mi so bio, il corso sparisce o non sparisce. E dunque usette e l'8 no, usette e l'8 di giugno, dunque Banderi e sabato che banano di settimana brutta, perché cioè per non pensare che è una bassa televisione, ma dunque dopo la diffusione della televisione usette l'8, dunque usette teatro a settore con Ariel Med e iso aderenti a sera concorso di bandiere che di una novità a quelli che si sentono partecipare e desse giudicato da una giuria composta da Mai Pesce, Domenico Leschi e Filippo Rocchi. Si può ridare la piazza telefonando al 06 29 21 46 02 o telefonando direttamente a Pratica Lingua e Casi Lingue. Quindi per vendere e il sabato dunque restituzione di tutti i latte, di cui i giovani, gli adulti, eccetera, a 6 ore e quella sera un concerto di un gruppo L'Arcucci, Gue ballerine che saranno Nante Muraille di Alba e Natasha, Nante Muraille di a casa di lingue. D'accordo. Poi, affaccatevi. No, ma andate. A ringraziarvi, voilà. Ti ringraziamo. E salutiamo di noi dunque all'apertura, forse speriamo di Pratica Lingua in San Fiorenzo di settembre. Rammentiamo noi che se qualche sia non abbiamo una regione, una città, un quartiere, un paese, Bolegra, un Pratica Lingua, si deve disposti a aiutare. Dunque questo è qualcosa di importante. Dunque un ringraziamento generale a Lisandro, a Paolo, a Lisandro, a ringraziare Nicola Di Giacomi, Patrizia Gambone, Teola Combrade, Tony Giaffer e poi Bibrego Biobale, un biscordate che ci ha sempre a parlare corso. Bravo.